ce l'ha fatta Tommaso Fabris, il 17enne campione di basket colpito da meningite nei giorni scorsi. È morto all'ospedale di Bassano, giocava con la squadra del Riese. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Si rompe un tubo dell'acqua a Canareggio, è successo prima delle 14, la zona di Lista di Spagna allagata, i commercianti finiscono dentro al buco davanti al negozio, caos e panico. Bande di ragazzini in azione nelle città del Veneto, a Treviso c'è chi dice di chiudere i locali il sabato pomeriggio, a Vicenza linea dura del questore contro le risse. Clienti aggressivi e vandali in aumento, baristi e ristoratori del centro a lezione di autodifesa dalla polizia per imparare a fronteggiare situazioni di emergenza. Olimpiadi 2026, è iniziata oggi la demolizione della pista da bob Eugenio Monti di Cortina. Le operazioni dureranno 70 giorni. Per l'ipotesi pattinaggio si pensa al velodromo di Spresiano. Da domani la Regione Veneto avrà un nuovo direttore generale della sanità, è Massimo Annichiarico, in precedenza alla guida della sanità del Lazio. La gestione delle liste d'attesa tra le priorità del suo mandato. Firmato a Venezia un manifesto contro l'antisemitismo, un fenomeno che preoccupa ma sempre attuale, dice il presidente della Regione Luca Zaia, a scendere in campo anche i sindaci. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo subito dal quesito del sondaggio che vi sottoponiamo in questa giornata in vista della prima serata di Antenna 3 dedicata alla politica, come sempre Ring. Allora vi chiediamo, Elly Schlein, segretaria, il Partito Democratico rischia la scissione? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Come sempre poi l'esito ve lo sveleremo a Ring durante la nostra trasmissione di politica. E allora veniamo alla cronaca, lo avete sentito dai titoli, non ce l'ha purtroppo fatta Tommaso Fabris, il giovane cestista di Tezze sul Brenta, è morto a 17 anni dopo aver lottato per 2 giorni contro una meningite batterica all'ospedale San Bassiano. Un ragazzo favoloso. 48 ore con il fiato sospeso, non ce l'ha fatta Tommaso Fabris, 17enne di Tezze sul Brenta, ricoverato da sabato notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bassiano per una meningite batterica di tipo B. Avviata questa mattina, attorno alle 10:30, la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale avvenuta alle 17 di questo pomeriggio, quando la famiglia ha consentito la donazione degli organi. Non è bastato, in queste ultime ore, il tifo degli amici fuori e dentro l'ospedale, ieri sera in tantissimi a sostenere il loro Tommy, proprio lì, fuori dalla porta della sua stanza che la mamma di Tommaso non ha mai lasciato, tenendo stretta fino all'ultimo la mano del figlio. Promessa del basket, guardia e ala, cresciuto nell'NBA Bassano, un titolo italiano under 14 con la fascia da capitano e poi le tante vittorie nell'Orange One. 31, 4,70, numeri del cuore questi per Tommaso, numeri delle sue casacche che lo hanno visto mettere a segno centinaia di canestri. Questa era casa sua negli ultimi anni, sua di suo fratello, e quindi è qui dove si allenava tutti i giorni. Lui veniva in bicicletta spesso accompagnato dai genitori insieme al fratello e faceva qua 2-3 ore di allenamento al giorno. Poi quest'estate lui e il fratello hanno deciso di proseguire, uno a Roseto e uno a Riese. A Riese la grande scommessa, la Serie C Gold che tanto sognava. L'ultimo allenamento venerdì sera assieme ai suoi compagni prima della disperata corsa al pronto soccorso. Ma Tezze sul Brenta non l'ha mai lasciata, giocava anche nell'Under 19 dell'NBA Bassano per continuare gli studi. Frequentava infatti il 4º anno del liceo sportivo da Ponte, un banco, quello di Tommaso, che rimarrà vuoto ma intriso del suo ricordo. Tommaso era oltre questo, nel senso lui era uno del posto, quindi aveva il suo giro di amicizie nel basket, fuori dal basket, gli ex compagni, i futuri compagni, insomma era credo il più conosciuto di tutti. Una vicenda davvero molto molto dolorosa. Dopo 4 giorni di ricerche ogni speranza si è spenta questa mattina purtroppo anche per Antonio Salina, l'84enne di Celarda di Feltre, trovato privo di vita. Sabato mattina si era allontanato dalla casa di riposo San Giuseppe di Arsies senza farvi più ritorno. Ha trovato la morte annegando nella vasca di liquami di un'azienda agricola in via Novegno, non distante dalla casa di riposo. Un esercito di volontari, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri, al soccorso alpino, l'hanno cercato senza sosta anche con l'ausilio di un elicottero e di unità cinofile. Stamattina la drammatica scoperta, la salma è stata recuperata dai vigili del fuoco e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.
Ora andiamo a Venezia, rimasta completamente sott'acqua oggi dall'ora di pranzo, mezza Venezia diciamo, a causa della rottura di una tubatura di Veritas. Disagi e scene da panico con la gente che veniva letteralmente inghiottita dai vortici che spuntavano dal suolo. I vortici d'acqua e fango dai Masegni che come sabbie mobili si sollevano per ritirarsi nel risucchio della pressione così forte da far cadere e trascinare con sé pure le persone che inconsapevoli vi si trovano sopra coi piedi. Madonna mia! Scene da panico questo pomeriggio a Venezia, quando, intorno alle 13:30, c'è stata una vera e propria invasione d'acqua a Canareggio e Lissa di Spagna dalla stazione dei treni, a causa di un importante guasto alla linea dell'acquedotto pubblico. Si tratta della seconda condotta Veritas esplosa in 2 mesi. Disagi per tutti, dai residenti ai turisti, commercianti in primis, specie chi con l'attività al piano terra è finito sott'acqua. Disagi anche per ristoranti e strutture alberghiere, con gli ultimi piani, abitazioni comprese, rimasti all'opposto completamente all'asciutto, cioè senza acqua potabile. Si tratta di una condotta portante dell'acquedotto di Venezia del diametro di 400 mm e immediatamente la zona è stata allagata. Ci sono stati disagi estesi in tutta la città, soprattutto nella zona immediatamente vicina alla rottura e ai piani più alti che hanno visto una sensibile riduzione della pressione idrica e in alcuni casi sono rimasti senza acqua. Sul posto intervenuti i tecnici di Veritas, la società che gestisce alcuni servizi pubblici locali, con la situazione tornata sotto controllo dopo meno di un paio d'ore dall'accaduto. Già alle 14:45 però i nostri tecnici sono riusciti a bloccare l'uscita dell'acqua e alle 15:30 la pressione è tornata normale in tutta la città. La rottura, spiega Veritas, a causa dell'usura della tubatura dovuta al trascorrere del tempo. Nelle prossime ore i tecnici ripareranno la falla. Ora a Vicenza, rissa tra giovanissimi, si erano picchiati selvaggiamente sul tetto di un centro commerciale, la polizia li ha individuati. Appuntamento social con rissa. Girano ancora sul web le scene degli scontri tra adolescenti in pieno giorno, immagini diventate virali e che testimoniano quanto avvenuto sul parcheggio del centro commerciale Palladio a Vicenza. A una settimana di distanza gli investigatori della polizia arrivano a identificare 4 minorenni che sono stati denunciati, 2 maschi e 2 femmine. E sono stati individuati appunto e segnalati non solo all'autorità giudiziaria minorile ma anche ai servizi sociali. Fanno parte di famiglie assolutamente normali, sono tutti studenti delle scuole superiori vicentini che non hanno alcun problema di carattere giudiziario o di carattere familiare, ma che molto probabilmente per cause che non sta alla polizia a ricercare non trovavano di meglio per passare il tempo che appunto che darsi appuntamento per picchiarsi in maniera violenta. Sono in corso altri accertamenti finalizzati ad individuare anche i giovani che hanno assistito istigando i protagonisti appunto a colpirsi e che hanno filmato quello che è successo e hanno diffuso questi filmati. In effetti, attorno ai 4 denunciati c'erano tanti altri giovanissimi, una cinquantina. C'è chi ha fatto da spettatore, chi incitava prima le ragazzine a prendersi per i capelli e a picchiarsi selvaggiamente, poi i 2 maschi a fronteggiarsi senza esclusione di colpi, e chi, compiaciuto, ha ripreso col telefonino la rissa, i pugni, i calci, gli spintoni, per poi postare i video dei combattimenti sui social. Ed è proprio sui social che sarebbe nato l'appuntamento tra bande per scatenare la violenza. Sì, questo è quello che abbiamo potuto appurare e tra l'altro il risalto mediatico che ha avuto la prima vicenda non è servito, non è bastato ad evitare che questi ragazzi si volessero reincontrare anche sabato scorso, e proprio l'intervento del dispositivo di polizia che abbiamo predisposto ha impedito che questi fatti si potessero ripetere. Un fenomeno preoccupante, un segnale inquietante, quello degli appuntamenti sui social per scatenare risse da riprendere e poi postare sul web, l'ultima frontiera di un modo diffuso con cui i giovani si divertono e che indica che c'è qualcosa a livello sociale ed educativo che non funziona. Per questo tutto quello che è stato appunto individuato ed accertato verrà segnalato ai servizi sociali.
Bande di centinaia di ragazzi che arrivano in centro a Treviso il sabato pomeriggio. Gli esercenti, alcuni decidono di chiudere l'attività proprio in quel frangente. La questione è affrontata in prefettura, ma il sindaco minimizza. Non ha senso tenere aperti. Ci abbiamo provato qualche volta, ma nascono sempre problemi. Quindi abbiamo deciso di non aprire più il pomeriggio, almeno il sabato pomeriggio. Il problema è sempre quello e si ripete ogni fine settimana. Bande di ragazzini che il sabato pomeriggio occupano alcune zone del centro di Treviso creando scompiglio, paura e costringendo alcuni esercenti a chiudere l'attività. Siamo in via Fiumicelli ed è in quest'area tra il PAM ed i giardinetti che si concentrano i bulli. I gestori del bar Ginger Ale hanno deciso di abbassare la serranda il sabato pomeriggio. Non vale la pena tenere aperto, troppa confusione, troppi ragazzi maleducati che non rispettano il lavoro, fanno confusione e non avremo neanche clienti perché molte persone rinunciano a venire in questa zona. Dalle 3:30 vedi proprio le flotte che arrivano, sì, non fanno, secondo tutti non fanno niente, non fanno niente di male, però fanno paura, la gente normale, diciamo le coppiette, le famiglie, arrivano qua, proprio le vediamo che arrivano qua, vedono, oh mamma, si girano, prendono e vanno via, perché è logico. Vedono sti ragazzini a centinaia, perché sono a centinaia, e fanno paura, insomma. Una situazione, quella del quadrante di via Fiumicelli, da anni sotto i riflettori. C'è la videosorveglianza, ci sono i controlli, ma evidentemente non basta. La questione è stata oggi al centro di un incontro in prefettura. Questa mattina mi sono confrontato con il prefetto, con le forze dell'ordine, con le associazioni di categoria e devo dire che non ho avuto francamente questo riscontro. Di certo però andrò a ascoltare queste voci preoccupate di alcuni titolari di esercizi commerciali, perché se hanno manifestato questa preoccupazione è giusto che le istituzioni si facciano carico della responsabilità di migliorare la situazione. Ma, prosegue il sindaco, non parliamo di baby gang. Sono dei ragazzi certamente che assumono dei comportamenti talvolta sbagliati e talvolta fuori dalle regole consentite e dalle leggi, però è altrettanto vero che invece io riscontro grande vivacità in città e le attività commerciali stanno lavorando bene. Un corso per aiutare i titolari di bar ed esercizi pubblici a sentirsi più sicuri, ad affrontare situazioni difficili. Abbiamo sentito poco fa i loro sentimenti. Lo lancia Appe a Padova e sarà tenuto dalla Questura. Nervosismo, mancanza di pazienza, c'è stata un po' una rivoluzione all'interno del comportamento delle persone che ha portato poi a dover modificare anche il nostro approccio e il nostro comportamento. Quindi molte volte ci troviamo in difficoltà. La polizia in aiuto di titolari di bar e locali per insegnare a difendersi ma anche a gestire situazioni fuori controllo, situazioni sempre più frequenti, raccontano anche dalla pasticceria Graziati storica del centro, dagli accattoni spesso molesti ai clienti che facilmente perdono le staffe fino agli atti di vandalismo che, soprattutto dopo il Covid, sembrano essere in aumento. Un po' l'arroganza dell'inesperienza e quindi di conseguenza possono andarsi a mettere in situazioni che magari un adulto valuta e reputa non essere il caso di intraprendere e quindi portare a delle conseguenze piuttosto pesanti. Stiamo parlando anche dei semplici, tra virgolette, atti di vandalismo che possono mettere in atto proprio per dimostrare di essere quello che poi non sono, insomma. Questo sentore di aver sempre ragione essendo dalla parte del cliente, secondo me sta superando un po' il limite, sì. Soprattutto perché si permettono di poter dare delle risposte o pretendono anche determinate situazioni che secondo me non rispecchiano quello che dovrebbe essere il rispetto della persona. L'iniziativa è stata lanciata dall'Appe, il corso è tenuto da agenti della Questura di Padova, sarà coordinata dalla Prefettura ed ha già ottenuto anche il sostegno del Comune. A me è piaciuta molto questa proposta proprio perché soprattutto le forze dell'ordine che più di noi sono a contatto con persone che hanno determinati tipi di reazioni possono insegnarci come approcciarci e come reagire in determinate situazioni.
Al volo una notizia di cronaca, non si accorge della coda, il carro attrezzi si schianta contro un tir nel tratto maledetto della A4, siamo sul Gazzettino, la coda improvvisa e lo schianto, altro incidente nel tratto maledetto, quello tra Cessalto e Noventa San Donà, il conducente del carro attrezzi oggi con targa slovena non si è accorto dell'improvviso ostacolo che aveva di fronte, nella coda in direzione di Venezia era rimasto fermo anche un mezzo pesante polacco, quando lo sloveno che guidava il carro attrezzi è arrivato non si è accorto della coda finendo contro il tir. Nello schianto una persona che viaggiava nel carro è rimasta ferita, inevitabili naturalmente le code. Ora andiamo in Regione Veneto, che avrà un nuovo direttore generale della sanità da domani, è Massimo Annichiarico, che ha indicato la gestione delle liste d'attesa tra le sue priorità. Ancora poche ore e Massimo Annichiarico sarà ufficialmente il nuovo direttore generale della sanità e del sociale del Veneto. Il passaggio di testimone con l'uscente Luciano Flor, che ha ricoperto l'incarico durante i difficili anni del Covid, avviene a Palazzo Balbi, sede della presidenza della regione a Venezia. Rispetto agli anni della pandemia, ora tra le priorità ci sono le liste d'attesa. È molto una questione di organizzazione. Naturalmente, come dicevo anche prima, non esistono ricette, sarebbe davvero presuntuoso poter dire che ho usato il verbo gestire e non risolvere non a caso, perché gestire è già molto, quindi riuscire a rientrare in parametri che sono quelli dettati dalle norme e che sono quelli dettati dalla reale esigenza dei cittadini. I professionisti fanno anche loro una grande parte in questo. Nato a Taranto nel 1958, residente a Bologna dove si è laureato col massimo dei voti e la lode, specializzato in medicina interna e in cardiologia, Annichiarico vanta un'importante attività di docente e diverse posizioni direttive alla guida di aziende e strutture sanitarie nell'Emilia-Romagna. La sua ultima esperienza è stata alla guida della sanità regionale del Lazio. Il Veneto ha una sanità dal punto di vista dell'efficienza economica, oltre della sua qualità, in tutte e due, NSG, nuovo sistema di garanzia, equilibrio economico, che è al top in Italia. Il Lazio è una regione che con grande merito è riuscita a uscire in questi anni dal commissariamento, non ancora piano di rientro, e che è risalito alla china nel nuovo sistema di garanzia. E sono iniziati questa mattina a Cortina i lavori di demolizione controllata della pista da bob per la realizzazione del nuovo impianto più iconico di sempre. Confermo che è quello, confermo che non è una battaglia, questo deve essere chiaro, perché noi siamo una squadra affiatata, Milano-Cortina, e come accade di solito, se ci sono diverse proposte, tutti ci rimettiamo a una valutazione tecnico e di sostenibilità economico-finanziaria che competerà a una commissione di esperti. Dopo la rinuncia di Baselga di Pinè, la pista olimpica di pattinaggio potrebbe essere realizzata al velodromo di Spresiano, il più grande d'Italia. Il presidente Zaia ha confermato le indiscrezioni di stampa questa mattina a Palazzo Balbi. Eppure la Federazione del Ghiaccio, con la quale è in corso un'interlocuzione, ambirebbe a questa soluzione che presenta diversi vantaggi. Con poco più di 43 milioni di euro, questo è l'investimento previsto per il velodromo, potrebbero essere montate le piste di ghiaccio per un impianto che diventerebbe il più grande d'Italia. Per intenderci, l'area interessata è quella delle cave di Mosole alle Bandie. La proposta, in maniera corretta e rispettosa anche dei colleghi della Lombardia, la presentiamo, dopodiché vedremo cosa accadrà. Non è una prova di forza, piuttosto che vada fuori, diciamo, dal contesto Milano-Cortina, dico è meglio che resti in una delle nostre due regioni per un fatto anche di contiguità e del fatto che ci abbiamo creduto a queste Olimpiadi, a differenza di qualcun altro. La notizia è arrivata nel giorno dell'avvio dei lavori di demolizione controllata della pista da bob Eugenio Monti a Cortina. Ruspe in azione dalle prime ore di questa mattina dopo la cabina di regia in laguna. Realizzeremo l'impianto sportivo più iconico dei prossimi Giochi Olimpici invernali, ha detto il commissario e amministratore delegato di Milano Cortina 2026 Luigi Sant'Andrea. Il nuovo sliding center, oltre al bob, ospiterà parabob, slittino e skeleton. I lavori prevedono la riqualificazione della pista Monti e dei 7 ettari dell'area di Ronco, oltre alla realizzazione di un memoriale diffuso che unirà simbolicamente l'Olimpiade 1956 con quelle di Milano Cortina 2026. Combattere l'antisemitismo e tutte le false notizie che circolano in rete sull'Olocausto. A Venezia la Regione ha sottoscritto 2 protocolli in questo senso. Ancora una volta vogliamo ribadire che oltre a parlare di antisemitismo vogliamo anche che praticamente
si affronti il tema, lo si affronti nelle scuole, lo si affronti nella società, nelle istituzioni, perché antisemitismo, revisionismo, negazionismo, tutti questi temi non sono temi del passato. Il Veneto è stata la prima regione in Italia ad emanare una legge che prevede azioni concrete per combattere l'antisemitismo, la numero 5 del 2020. Ora si impegna a metterla in atto anche assieme alle scuole e ai comuni, attraverso 2 protocolli sottoscritti con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ANCI, l'Associazione dei Comuni del Veneto. Ancora in rete c'è qualcuno che sostiene che i campi di concentramento non siano mai esistiti. Siamo a questi livelli. Lì sono stati deportati ebrei, 6 milioni di persone ammazzate, zingari, disabili, omosessuali. I protocolli sono stati firmati dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro, da Mirella Nappa, vice direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, e dal presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Ma a Palazzo Balbi c'è chi nota l'assenza dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. È coinvolta l'istruzione, è coinvolto l'assessore, al punto tale che lo firma il Presidente, che dà le deleghe a tutti gli assessori. In una nota diffusa nel pomeriggio, Elena Donazzan ha espresso soddisfazione per l'iniziativa. Il dovere di ogni amministratore pubblico è quello di difendere i principi di democrazia e libertà, ha scritto. Dobbiamo sostenere qualsiasi azione per far conoscere ai nostri giovani quello che è accaduto in passato, per evitare che si possa ripetere. Le future generazioni rappresentano la soluzione al problema, perché è evidente che la nostra generazione, visto quello che sta succedendo nel mondo, la lezione non l'ha ancora capita. A volte quello che viene fatto nelle scuole viene neutralizzato da certe affermazioni politiche. I ragazzini si possono educare con molto sforzo, con qualche azione convinta, e la politica non si lascia educare, la politica rimane quello che è. Real Madrid-Barcellona, il classico della Liga Spagnola in diretta su Telenord Est il prossimo 2 marzo, il grande calcio iberico nelle vostre case. Il gruppo Media Nord Est ha acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Copa del Rey, l'equivalente italiana della Coppa Italia. Le squadre spagnole più forti impegnate per conquistare il prestigioso trofeo saranno visibili comodamente da casa grazie al gruppo Media Nord Est, che le trasmetterà nel suo canale Telenord Est, da sempre votato al calcio e allo sport. 5 sfide imperdibili, si parte con la sfida fra Osasuna e Athletic Bilbao. Giovedì sarà la volta del match più atteso dagli amanti del calcio, il classico, ovvero il derby spagnolo per eccellenza fra Real Madrid e Barcellona. Quindi da domani, abbiamo detto, su Telenord Est. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito. Adesso le previsioni del tempo e poi l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Marzo inizia con qualche pioggia, il nostro territorio infatti rimane coinvolto in una circolazione di bassa pressione. Il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto presenza di diffusa nuvolosità con schiarite al mattino, specie sui rilievi, e aumento della copertura nel pomeriggio. Probabili dalla sera precipitazioni anche di modesta entità, a partire dalla pianura e poi in estensione anche alle zone montane, con neve qui oltre i 1000 metri. Clima ventoso con bora sostenuta. Temperature in contenuto aumento, minime tra -1 e 4 gradi, massime invece comprese tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. All'inizio cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio e in serata saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato, piogge soltanto nella notte. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sugli 11-13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.